Sono circa 160 i migranti che oggi sono in attesa di essere trasferiti nella tensostruttura a Porto Empedocle provenienti da Lampedusa, che il Ministro dell'Interno ha deciso di utilizzare momentaneamente in attesa che una più grande in fase di costruzione nella zona Caos venga completata. È solo un punto di passaggio, ha assicurato ieri il prefetto Romano, in attesa di essere trasferiti in altre destinazioni di accoglienza in Italia. Giorni fa il pienone durante le 3 giornate di Ferragosto, dove si era creato momenti di tensione per via dell'alto numero dei migranti in transito e perché non si trovavano i pullman per il trasporto dei migranti. È anche una manifestazione di operatori turistici che si sono incatenati, preoccupati che a Porto Empedocle si creassero delle condizioni ostative, in particolare quando si era ventilata l'ipotesi di utilizzare il palazzetto dello sport Amel. Solo un'ipotesi che i rappresentanti della prefettura avevano fatto per alloggiare i bambini e i migranti. Ma poi la stessa era stata accantonata in quanto l'ex palazzetto dello sport al momento non è agibile ed è pericoloso e presenta un solo bagno. I migranti oggi saranno trasferiti nella mattinata con destinazione Napoli o altri centri della regione Campania. Una giornata di calma, quella odierna, a detta dei rappresentanti della Croce Rossa italiana che volontariamente gestiscono la struttura di Porto Empedocle. Siamo con Angelo Vita qui alla stazione di Porto Empedocle dove arrivano gli immigrati, un alloggio provvisorio. Ecco, facciamo un consuntivo. Tu sei responsabile della Croce Rossa qui di Agrigento, da circa un mese che lavorate costantemente con momenti anche di grande difficoltà come è stato quello di Ferragosto. Sì, da metà luglio diciamo che c'è stato un grande afflusso di migranti, in particolar modo durante il 14 e il 15 agosto. Di solito diciamo, questa realtà è veramente di passaggio, il tempo necessario che ci sono i pullman e i migranti vanno nelle loro destinazioni. In occasione del 14 e 15 di agosto ci sono stati problemi nel trovare diciamo, i mezzi e quindi diciamo, abbiamo avuto più di 1500 migranti. Obiettivamente diciamo, sono stati momenti di tensione, nel senso che essendo una struttura veramente precaria di passaggio c'erano molte persone, però obiettivamente diciamo, i migranti hanno collaborato, tanto è vero che come avrete visto, specie il giorno di Ferragosto, è stata organizzata delle partitelle, grazie anche all'input di un migrante che nella sua terra faceva l'arbitro, sia io che il dottore Gabriele abbiamo giocato insieme anche agli altri volontari, abbiamo giocato insieme ai migranti, è stata una bellissima esperienza. Voi come li accogliete? Qual è la vostra assistenza che fate in maniera pratica? Ma niente, noi diciamo, gli diamo da mangiare, gli diamo eventualmente diciamo, del vestiario, delle ciabatte, delle cose di prima necessità che sono regolarmente date dalla prefettura. Diciamo, la cosa bella è, anche se potrebbe sembrare triste, quando vediamo arrivare quelle famiglie con i bambini. Lì ci rendiamo conto che questi poveri migranti veramente rischiano la vita, come è capitato giorni fa, di vedere qua a Porto Empedocle delle barre, rischiano la vita e vengono qua per cercare diciamo, la terra cosiddetta promessa. E un particolare che mi ha sempre colpito, e lo dico sempre, è quando diciamo, i nostri volontari e volontari accudiscono questi bambini dal dare il latte e i pannolini, le mamme ti chiedono più di un pannolino, perché per noi diciamo, è una cosa ovvia, non c'è bisogno di avere delle scorte dei pannolini, per loro sì, perché è una cosa molto importante, anche perché non ne hanno, cioè delle cose che per noi sembrano banali, per loro non lo sono, perché sono di vitale importanza. In quanti siete impegnati in questa assistenza? Ma dipende dai numeri, possono essere 10 volontari, 15, 5, dipende dall'afflusso dei migranti che arrivano. Per esempio oggi è una giornata tra virgolette diciamo fortunata, ci sono circa una 150 di migranti e ci sono qua diciamo 6 volontari. Diciamo, sono di quelle giornate che speriamo che siano sempre così, perché diciamo, le possiamo accudire e anche loro diciamo, stanno meglio. Ci sono altre associazioni Onlus che vi collaborano? No,
No, siamo di solito soltanto noi Croce Rossa. È capitato qualche volta che è venuta la protezione civile, più che altro anche per portare e per montare i gazebbi che sono tutti della protezione civile. Qual è il grado di accoglienza degli empedoclini? C'è stata anche qualche manifestazione in senso contrario qualche giorno fa davanti al Palazzetto dello Sport? Sì, diciamo, il problema ritengo che sia sempre un difetto di comunicazione e di informazione, nel senso che giustamente il titolare di un locale pensava che andando, diciamo, a portare i migranti davanti al suo locale poteva arrecare danno, ma era veramente una cosa di passaggio di un paio di giorni, che poi questo non si è assolutamente verificato. Con cos'è che si auspica da questa, anche la sua esperienza, quanto è importante anche per il ruolo che lei ha? Ma io direi, mi auspico che questa cosa finisca, perché è un sogno, un'utopia, perché io penso che venire in questa terra è come quando i nostri nonni e bisnonni emigravano per andare a cercare fortuna, e questo, diciamo, fortunatamente non si verifica più. Io spero che anche loro arrivi un momento in cui non ci sia più bisogno di scappare dalla loro terra, perché nella loro terra possono trovare quello che gli manca. Un'esperienza importante questa che state vivendo qui a Porto Empedocle. È stato un mese di agosto particolarmente difficile, in particolare nel periodo di Ferragosto. Ecco, una sua esperienza, ci racconti qualcosa? È stato difficile, però è anche molto gratificante, perché capire di poter aiutare questi migranti che in questo momento non hanno nulla e hanno solo delle grandi difficoltà, soprattutto di comprensione, perché arrivano in un posto dove non conoscono la lingua, non conoscono quello che devono fare, non conoscono quale sarà il loro futuro, perché non sanno effettivamente se questo viaggio si concluderà in Italia, se ne andranno magari in paesi all'estero dove si faranno il ricongiungimento con i propri familiari, quindi è un po' tutto un'attesa, diciamo, per loro. Ed essere gratificati da loro, che anche ti ringraziano per quel poco che noi facciamo, è fondamentale, è veramente gratificante. Lei è stata anche a Lampedusa? No, non sono mai andata a Lampedusa. Come pensa che si potrebbe anche un po' migliorare il servizio qui a Porto Empedocle? Intanto quando sarà fatto l'hotspot sarà sicuramente diverso, perché loro avranno un posto dove dormire, dove potersi fare una doccia, dove avere una struttura che è degna, diciamo, di un ricovero anche soltanto per qualche giorno. C'è una preoccupazione da parte dei cittadini, magari non si vuole fare Porto Empedocle un nuovo hotspot tipo Lampedusa. Ecco, sottolineiamo che almeno nelle intenzioni del governo c'è quello di solo un punto di transito. Ma io non mi occupo, diciamo, di cose politiche, quindi non so, diciamo, come verrà organizzato l'hotspot. Certo. Sicuramente, insomma, come è successo qui in questi giorni, loro hanno avuto poco contatto con i cittadini, non hanno mai avuto contatto. Quindi non so come verrà organizzato, e quindi non so nemmeno se loro rimarranno soltanto per qualche giorno per poi essere trasferiti in altre strutture, o rimarranno qui fin tanto che non completeranno l'iter per avere il diritto d'asilo o essere rimandati, certo. Insomma, perché magari non hanno nessun diritto a stare sul territorio italiano. Quindi, ripeto, io noi non ci occupiamo di queste cose. Comunque in ogni caso dico, la Croce Rossa è stata sempre pronta e lo sarà anche per ogni evenienza. Certo, certamente, come lo è stata anche in altri tempi, insomma, non è la prima volta che succedono queste cose a Porto Empedocle, anzi, prima venivano proprio gli sbarchi, in questo caso è soltanto trasferimenti da Lampedusa, quindi certo che sarà pronta a fare il proprio servizio.